Un interessante convegno di studi si è svolto a Palma di Montechiaro sulla figura di Giovan Battista Odierna e la cultura scientifica del Seicento presso la Chiesa di Maria in collaborazione con il gruppo consiliare Io Sono Palma, l'Archeoclub, il patrocinio dell'Ordine degli Architetti e la Fondazione Architetti nel Mediterraneo, con la presenza di qualificati relatori che hanno parlato del grande statista e storico Giovan Battista Odierna, quindi l'inaugurazione di una scultura a lui dedicata nella piazza cittadina. Oggi è una giornata storica, abbiamo reso omaggio non solo a uno dei grandi figli di Palma, che è figlio di Palma e figlio di Ragusa perché è di origini ragusane, ma a colui che ha di fatti posto le condizioni, addirittura trovato la data e il momento esatto della nostra fondazione, colui che ha immaginato Palma insieme al Duca Santo Terrasanta, colui che l'ha progettata così per come lui l'aveva desiderata, con i ritmi liturgici quasi a dire, come una nuova Gerusalemme. Per noi oggi è un momento unico, fantastico, che porteremo sempre nel nostro cuore perché è un momento storico, che abbiamo reso omaggio a uno dei più grandi figli di questa terra. Ringrazio il gruppo Io Sono Palma, Angela Rinollo, Alfonso Di Vincenzo, Peppe Todaro e Marilena Vaccaro, perché questa iniziativa faceva parte di quel dossier di candidatura per Palma Capitale ed è una di quelle tante attività che veramente ci hanno consentito di, come dicevo poc'anzi, di squarciare il cielo e vederci quando Palma può essere bella e come può essere raccontata. Grazie all'Archeoclub per il suo preziosissimo sostegno, grazie a Vincenzo Greco, artista locale ma di fama internazionale, grazie a tutte le maestranze e agli uffici comunali per aver reso unica e indimenticabile questa giornata. Sì, Giovan Battista Odierna è originario di Ragusa, a un certo punto della sua vita si trasferì qui in questa terra e contribuì alla sua fondazione e quindi c'è molto che ci accomuna. Abbiamo visto che personaggio importante è stato per la cultura mondiale nel settore dell'astronomia, dell'astrologia, una persona che ha lasciato un segno importante, quindi qualcosa che accomuna queste due comunità, Ragusa e Palma di Montechiaro, e quindi è doveroso per me essere qui oggi, che sia anche un viatico per continuare a proseguire un rapporto di collaborazione e di unione tra queste terre che hanno tanto in comune. Questa sera stiamo celebrando un fatto storico perché grazie alla sinergia tra l'amministrazione comunale e i soci dell'Archeoclub di Palma e il gruppo di lavoro Io Sono Palma si è potuto concretizzare un momento di approfondimento culturale su una delle figure più significative del Seicento siciliano, della cultura scientifica. Un eclettico ricercatore, scienziato, architetto, astronomo e astrologo che ha indagato diversi settori scientifici, dalla zoologia alla natura, astronomia, come dicevo, architettura, e che ha svolto un ruolo fondamentale nella fondazione di Palma. Oggi questo convegno, che è propedeutico e legato alla inaugurazione della posa della statua voluta dall'amministrazione comunale, vede l'intervento di studiosi e relatori d'eccellenza che indagano e che relazionano, curano aspetti diversi della figura di Odierna, il suo impegno da angolature diverse e sfaccettature differenti di questo suo impegno nella cultura scientifica del suo tempo, che ha lasciato un'eredità immensa e che oggi merita di essere ripresa e riportata alle nuove generazioni. Per ora abbiamo un bel rapporto di collaborazione con il sindaco di Palma. Questa collaborazione si concretizza in un progetto che è rendere bella la Palma di Montechiaro, la città. La bellezza è una cosa molto soggettiva, noi stiamo cercando di creare qualcosa di meraviglioso che possa restare in eterno. I soggetti che stiamo utilizzando sono i soggetti che hanno costruito Parma, che hanno dato le origini a questa città. In questo caso Giovan Battista Odierna è stato l'artefice di questo bel progetto che è Palma di Montechiaro. Il tutto lo si evince all'interno del cartiglio, perché poi abbiamo noi studiato e ripreso lo stesso cartiglio o le stesse cose che erano scritte nel suo trattato, e il suo trattato coincide anche con questo grande planetario, perché lui oltre a essere un architetto era anche un arciprete ed era anche un astronomo. Allora, il gruppo di lavoro ha pianificato questo evento nell'ambito degli eventi della memoria.
memoria. È un cluster di attività che è finalizzato al recupero della memoria storica e a rinsaldare il rapporto tra i palmesi e i nostri illustri antenati. Quindi la messa in posa di questa statua, come anche il convegno, è il continuum degli eventi che saranno programmati proprio per raggiungere questo scopo.